Continuiamo il telegiornale, dovrebbe esserci in collegamento, sì, lo vedo, Raffaele Padrone, che è dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato, perché in tema di sicurezza i fatti accaduti a Napoli la scorsa settimana, insomma, rilanciano un po' quello che è l'argomento, il tema relativo proprio all'ordine pubblico. La speranza è che non possano più accadere chiaramente quei fatti visti nel capoluogo partenopeo, ma è chiaro che insomma ci vuole forse una regia o forse qualcosa in più sul fronte appunto della prevenzione. Lo chiedo chiaramente a Padrone, ben trovato. Ben trovato, grazie direttore. Sì, essenzialmente ci vuole una cosa molto molto importante, ci vuole una certezza della pena, perché queste persone che sono state poi arrestate e quindi riconosciute colpevoli di questo reato di resistenza, oltraggio, di aver distrutto mezza piazza di Napoli, sono persone che poi andranno in carcere, staranno 2 giorni, 3 giorni e poi usciranno. Quindi in primis quello che noi della Polizia di Stato chiediamo, dopo aver contato i feriti e dopo qualche giorno essersi dimenticato dei colleghi, quello che chiediamo sono una certezza della pena. Queste persone che attaccano e feriscono, si scagliano contro gli uomini delle forze dell'ordine, non si scagliano contro solo una persona, ma a nostro avviso si scagliano contro lo Stato e quindi devono essere trattati come dei terroristi perché attaccano lo Stato. Poi c'è un altro tema, Padrone, che è quello che avete chiesto insomma ormai e chiedete ormai da tempo, che è la dotazione degli organici, l'aumento dell'organico per intervenire anche in queste situazioni. Sì, è quello che, ripeto, quello che dico purtroppo da tanto tempo, siamo indietro come le assunzioni di 10-15 anni, lo dice anche il capo della polizia. Guardi, le do questo dato, da qua al 2030, che vuol dire dopodomani il 2030, saranno 40.000 le persone che lasceranno la polizia per raggiunti i limiti di età, quindi 40.000 unità in meno. Se facciamo il conto che le assunzioni sono 1000, 1300, 1500 persone come arruolamento, io credo che proprio quei conti non ci siamo. Ma quello che è avvenuto, direttore, l'altro giorno, perché ascoltando qua e là nei siti, nel web, comunque interviste fatte a persone napoletane stanche di questa situazione, sarebbe bene chiarirlo. Lì praticamente a Napoli cosa è successo? È successo che i nostri uffici politici avevano, perché tanto di cappello alla Digos di Napoli, avevano dato una segnalazione al prefetto e al questore, i quali hanno subito emesso un'ordinanza per bloccare la vendita dei biglietti allo stadio per le persone che provenivano dalla Germania. Beh, sappiate che nel giro di 20 minuti il TAR ha impugnato questa ordinanza del prefetto e del questore e l'ha fatta sua e ha deciso che si potevano invece vendere biglietti. Ma fortunatamente, direttore, hanno scritto solamente a quelli che provengono dalla città di Francoforte. Questa è una idiozia talmente enorme che a cosa ha comportato? Ha comportato che 450, 500, si parla anche di 600 persone, sono arrivate dalla Germania come turisti, quindi liberi di circolare all'interno della città perché non seguivano un protocollo di intervento per persone focose come tifosi e sono praticamente stati accompagnati in giro per la città, sono arrivati dove sono arrivati e abbiamo visto che la polizia si è trovata a fronteggiare i tedeschi e gli italiani. Chiara la posizione di Raffaele Padrone, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie al prossimo intervento, grazie. Continuiamo il telegiornale. A San Michele al Tagliamento si è costituito un nuovo comitato Sicurezza Tagliamento.